Allora, Luigi Sposato, a lei la parola dopo quanto a livello interlocutorio ha detto il direttore di Veneto Lavoro. Sì, io naturalmente non voglio fare un contraddittorio col direttore. Che No, ma fatelo, non c'è problema, che se siete a distanza. Quello che voglio dire è che quando ci sono in finanziaria 500 milioni per l'assegno di ricollocazione e non vengono utilizzati, parlo 2021, quando si dice adesso nel nuovo piano di PNRR che c'è ulteriori miliardi che vengono messi sulle politiche attive, noi come agenzia, stamattina abbiamo fatto anche il direttivo di Assolavoro, ci stiamo chiedendo in che maniera le agenzie per il lavoro verranno impegnate ulteriormente. Perché è evidente che le agenzie per il lavoro, compresa la nostra, usufruisce nella lista dei soggetti accreditati e concorre, però è evidente che non è sufficiente. E questo è il punto. Non vedo al momento, perché il legislatore ancora probabilmente non ci sono idee chiare, ma secondo me neanche sul centri per l'impiego, perché si parla di 8.000 assunzioni, ma non si parla in che maniera praticamente si riescono a far calare queste modalità, questi quattrini in maniera concreta su quello che poi dovrebbe essere il risultato dell'occupazione. E questa è la domanda, non è tanto una critica a un sistema che comunque in Veneto ha funzionato meglio di altre regioni. Fatto sta che ci sono dei miliardi che verranno messi e che al momento si parla tanto di politiche attive, di novità, di altre cose che noi non conosciamo. E comunque i quattrini messi sul pubblico non saranno immediatamente, come dire, non possono essere immediatamente finalizzati all'occupazione, non danno un'occupazione subito, nell'immediato, probabilmente a medio termine, speriamo, ma nell'immediato cosa si fa? Ecco, sono dei dubbi che io ho, che noi abbiamo. Cosa si fa nell'immediato secondo lei? Oltre a quello che già fa, certo. attenzione. Sì. Secondo lei cosa si potrebbe fare nell'immediato nel pubblico con questi soldi che verrebbero stanziati? E i navigator dove sono finiti? I famosi navigator. Sì, a lei direttore. Allora, per quanto riguarda che cosa si può fare, noi stiamo negoziando con lo Stato, quindi Regioni, Stato, il funzionamento del GOL, che è diciamo, lo strumento per le politiche attive, che prevede appunto risorse importanti e lo stiamo negoziando proprio per poter sviluppare interventi e iniziative analoghe a quelle che già stiamo facendo in modo efficace. L'esempio è l'assegno per il lavoro come modalità di funzionamento. Quindi la possibilità che una persona in qualsiasi momento dell'anno attraverso un soggetto accreditato venga preso in carico e l'ente venga rimborsato per l'attività a processo e per l'attività a risultato. Risultato che vuol dire occupazione di almeno 6 mesi al termine del percorso formativo o di tirocinio o di accompagnamento. Quindi per quanto riguarda le politiche attive ci aspettiamo solo di poter rinforzare quello che abbiamo già con il sistema di soggetti accreditati che è già presente. Per quanto riguarda i navigator e tutta la partita del reddito di cittadinanza, noi forse, probabilmente avvieremo un ulteriore concorso a condizione che il governo a determinate condizioni e quindi completeremo la pianta organica secondo le ipotesi governative. Se faremo questo identificheremo un elemento di priorità da decidere per chi ha fatto l'esperienza precedentemente presso i centri per l'impiego come navigator o come persona che aveva un contratto a tempo determinato all'interno del sistema. Quindi noi non faremo altro che riproporre i concorsi come li abbiamo già proposti in passato, evidenziando eventualmente un elemento di premialità. Ma su questo attendo un coordinamento delle regioni al fine di poter chiudere la partita. Luigi Sposato, ne avevamo parlato anche tanto tempo fa con il discorso dei navigator, lei aveva palesato dei dubbi, delle perplessità sul fatto che potessero essere dei veri accompagnatori al lavoro, di fatto non si sono rivelati in grado di poter assolvere, insomma questo poi entrare nel merito specifico di come, cosa, quando, non è, forse ci mancano gli elementi. Cosa ribadisce? No, ma io sul discorso, io credo fortemente che più soggetti ci sono
più rete si fa nell'incontro tra domanda e offerta e meglio è per tutti. Lo dimostra in altri stati dove il sistema pubblico è molto forte e le agenzie per il lavoro sono altrettanto forti. Quindi l'agenzia per il lavoro privata vede di buon occhio assolutamente un rilancio, ecco, che è un rilancio del centro per l'impiego. Poi è chiaro che io non posso entrare in merito alle modalità di reclutamento o altro. Certo che tempo fa uno mi ha detto: ma come fa il navigator che non è riuscito a trovare lavoro per sé a trovare lavoro per gli altri, se non è stato in grado a 50 anni, 60 anni come me di trovarlo? Non vuol dire nulla, magari formandolo può essere che sicuramente una persona possa imparare, però dei dubbi ci sono, ecco, questo è fuori discussione. Una domanda che io a questo punto faccio al direttore è: quanti dei percettori di reddito di cittadinanza che sono stati collocati provengono dalle categorie protette? Ecco, se ce ne sono, se rientrano anche quelle, perché i centri per l'impiego hanno sempre collocato le due categorie protette, quindi l'hanno sempre fatto quello. Lo stesso io ho bisogno di personale categorie protette e mi rivolgo al centro per l'impiego. Ecco, quindi se ci sono, se nel 10%, sì, non 10.000 che sono stati collocati, se ci sono anche questi percettori. Chiudo questa mia osservazione dicendo, tornando al discorso delle politiche attive del lavoro, che vanno incrementate, vanno fatte, attenzione, di recente è anche stato commissariato, cambiato il presidente di ANPAL, quindi vuol dire qualche motivazione, diciamo, di funzionamento non perfetto in alcune regioni o in tante regioni probabilmente c'era, è stato commissariato da Draghi, quindi è evidente che ci sono dei soldi e io come agenzia per il lavoro mi aspetto di capire in che maniera ulteriormente rispetto a quello che già ho possibilità di fare, di poter capire come potermi inserire come agenzia privata, ecco. Direttore, che cosa dice? E anche per quel che riguarda le categorie protette, riusciamo ad avere qualche dato, qualcosa? Per quanto riguarda l'inserimento lavorativo dei possessori di reddito di cittadinanza, la dimensione delle categorie protette è marginale, quindi poche decine. Noi ci occupiamo come sistema dei centri per l'impiego anche di promuovere l'inserimento al lavoro di disabili e categorie protette. I numeri in questa direzione sono più significativi nel corso dell'anno. Per quanto riguarda invece il ruolo dei navigator, io comunque un'osservazione di fondo la faccio. Criticare un operatore perché non ha messo al lavoro le persone, secondo me è pericoloso, perché la disponibilità e la decisione in merito all'assunzione è a carico e di competenza dell'azienda, come è di competenza dell'agenzia, che è soggetto che assume quando mette in somministrazione. Quindi la valutazione circa il funzionamento di una politica va fatta a livello di sistema. Per questa ragione noi produciamo regolarmente elaborazioni in cui diciamo nella nostra regione qual è stato l'effetto di occupazione di ogni politica. Come dicevo prima, a 12 mesi il 30% dei redditati ha trovato un'occupazione, che è un livello più basso del 60, 70, 80% di altre politiche. Però attenzione, non è un problema del navigator, è un problema del sistema come è organizzato. Nella nostra organizzazione, secondo me, una buona performance la stiamo raggiungendo anche con i redditati. Ecco, chiaro. Ma secondo lei, dopo do la parola a Luigi Sposato, questo benedetto reddito di cittadinanza serve a qualcosa, andrebbe rivisto? Dopo c'è una questioni politiche in mezzo, per carità, e schieramenti da una parte e dall'altra, ma soprattutto io guardo anche al sud, dove con quella cifra lì si può anche vivere, tra l'altro. Da noi è un po' più difficile, però tanti ragazzi, tocchiamo il settore turistico, hanno obiettato che piuttosto che andare a lavorare in certe località turistiche, fare i camerieri, eccetera, preferivano starsene a casa perché avrebbero avuto più disponibilità. Cioè, può essere disincentivante in certi casi? Allora,
Sicuramente c'è un aspetto di attenzione da avere sui volumi del reddito, nel senso che ci deve essere un livello di reddito per cui risulta conveniente cercare un posto di lavoro nonostante l'acquisizione del reddito. E questo secondo me è un punto su cui bisogna assolutamente riflettere. Per quanto riguarda la nostra regione, appunto tenendo conto che il reddito di cittadinanza è marginale, ma d'altra parte il 65% dei disoccupati hanno la NASPI, noi per il reddito di cittadinanza abbiamo mandato all'INPS più di 6.000 segnalazioni di non attivazione delle persone. Questo poi ha portato... Cosa vuol dire non attivazione delle persone? Vuol dire che se il beneficiario del reddito di cittadinanza non si presenta agli uffici del centro produttivo se è richiesto, oppure non partecipa a un corso di formazione, non fa una candidatura ad un posto di lavoro che noi gli abbiamo segnalato, se non fa queste cose qua noi lo segnaliamo all'INPS e l'INPS procede con la decurtazione. Ecco, questa cosa qua è stata possibile per come è stato organizzato il reddito di cittadinanza per la prima volta. Tornando al reddito di cittadinanza in generale, è evidente che noi abbiamo bisogno di uno strumento per la povertà di tipo universalistico e dobbiamo distinguere chi in povertà può accedere alle energie per andare al lavoro, le competenze, le energie, e chi invece è in difficoltà per diverse ragioni, per problemi familiari, per problemi personali e così via. Per cui dobbiamo distinguere ciò che è povertà, ciò che è invece misura poi di politica attiva come accesso per il lavoro. Sostanzialmente, secondo me, si è dato al reddito di cittadinanza un'aspettativa eccessiva. Cito un esempio su tutti. Il programmatore SAP poteva venire dai redditati del reddito di cittadinanza. Non succede che un programmatore SAP lo troviamo dal reddito di cittadinanza. Troviamo camerieri, persone della logistica, troviamo un certo tipo di professione e soprattutto un certo tipo di istruzione su cui bisogna intervenire. Quindi la partita delle politiche attive intese come istruzione e formazione deve essere assolutamente obbligatoria per queste persone, obbligatoria. Chiaro. Presidente. Ma io, insomma, diciamo che mi occupo di selezione più di quasi 35 anni, quando ho iniziato la selezione prima della somministrazione, mi ricordo che chiedevamo ai centri per l'impiego l'elenco dei cassi integrati. Non siamo mai riusciti allora, chiamandoli a casa, di riuscire a collocare nessuno, perché comunque c'erano allora solo alcune categorie, diciamo, alcune aziende potevano offrire la cassa integrazione, era limitata e durava 2 anni o 23 o 24 mesi. E noi non siamo mai riusciti a trovare nessuno, perché comunque stavano in quella condizione, così come oggi stanno con la NASPI, così come oggi stanno con il reddito di cittadinanza, e quindi è difficile se il soggetto, a meno che non c'è un'offerta che è adeguata, diciamo, o comunque molto significativa, anche questo è un aspetto da vedere le retribuzioni, da vedere le aziende, dei contratti, anche questa è un'analisi che comunque andrebbe fatta. A differenza invece per esempio della Germania, dove tutto il sistema è diverso. Intanto i centri per l'impiego è vero che sono tantissimi, 80.000 persone, ma i centri per l'impiego fanno una parte dell'INPS, una parte dell'ispettorato del lavoro, non è come da noi tutto spezzettato, e comunque lo Stato, per il tedesco, quello stato di incertezza che è legato alla percezione di un reddito a sostegno, non è vissuta bene. Quindi lui cosa fa? Quindi c'è anche un discorso di mentalità da parte nostra, che ci accontentiamo perché poi facciamo i lavoretti in nero, da qui bisognerebbe ci fosse più attività ispettiva, a mio avviso, anche sulle imprese, perché comunque c'è un nero, ci sono aziende
sono lavoratori che lavorano in nero, piccoli lavoretti, ma lo fanno. Quindi Però bisognerebbe anche ristabilire un attimino, certo. quindi non solo, come diceva il direttore, quindi condivido pienamente, un reddito universale deve essere dato, una persona non può non mangiare. Certo non è stato adeguato a trovare lavoro, a incentivare a trovare nuova occupazione, quindi bisognerebbe che ci fosse questo, un controllo maggiore sul lavoro nero, un adeguamento delle retribuzioni, cioè bisognerebbe in maniera sistemica rivedere probabilmente un po' tutto l'assetto. Ecco, il discorso delle retribuzioni, che peraltro è stato analizzato anche più volte, anche dall'Union Camere, eccetera, è anche relativo al fatto che la retribuzione effettivamente... Anche il costo del lavoro. Esatto, poi tocca il cuneo fiscale, le aziende pagano poco perché c'è una tassazione abbiamo una altissima. tassazione E quindi questo è un altro discorso, infatti, questo va è detto che rilevante. un'impresa paga 1.000 in tasca, altre 1.000 le paga in tasse, quindi va detto questo anche. E questo è senza dubbio disincentivo. Siamo un po' verso la chiusura, una battuta di chiusura. Un po' lei rappresentando chi si rivolge come lavoratori in generale, che cosa si sentirebbe di consigliare? Chi sono le figure? Vi mancano figure che si presentino? Perché poi anche questo, perché io ho visto tante persone che cercano lavoro che non sono andate né alle agenzie per il lavoro interinale né ai centri per l'impiego e si basano su conoscenze, passaparola, ma in modo anche operativo, serio, per carità. Ma quando dici, ma sei andato in un'agenzia? No, ma non ci vado perché ci vanno gli extracomunitari. Questa è una risposta di vi mancano figure, cioè un po' un appello. Sì. Cosa sentire? Dopo lo dico lo chiedo anche al direttore. Noi diciamo sempre, attenzione, che cercare lavoro è un lavoro e quindi tu devi alzarti la mattina, dire metto la sveglia, cosa vai? Cerco lavoro, mi alzo alle 8, lavoro cercando lavoro fino all'1, pausa di un'ora e poi riprendi fino alle 6 senza essere retribuito, vai nelle agenzie non è che basta una volta che tu mandi il curriculum, devi a ogni offerta rispondere. Quindi sì, perché spesso dico ma ti sono registrato già nell'agenzia, esatto, alcuni pensano che le agenzie sono in rete e quindi lo dà un'agenzia vale per tutti e non è così. Esatto, e anche nella stessa agenzia tu devi rispondere sempre perché l'operatore spesso lavora con curriculum freschi, non va a vedere neanche la banca dati, quando ce ne sono rispondono tante all'offerta di lavoro tante persone, quindi bisogna farsi sempre vedere, magari anche andare di persona, perché l'operatore vede se tu vedi che hai buona volontà, che vai spesso, cioè, anche il passaparola è importante, muoversi con ormai quei siti internet, nelle aziende direttamente. Attenzione che è una cosa che non viene mai detta, che la maggior parte del lavoro si trova col passaparola, non è che non è con i nostri sistemi, dico, quindi passaparola è sempre un sistema valido. Comunque il consiglio che io do è di alzarsi e cercare di lavorare cercando lavoro, non tralasciando nulla, magari anche personalizzare il curriculum in relazione all'offerta, non si tratta di barare, ma si tratta che tu metti in evidenza quelle caratteristiche in quel momento, quell'offerta di lavoro si sta cercando, ecco, quindi piccole cose, ecco. Poi di non perdere la fiducia, di muoversi, centri per l'impiego, agenzie private, cioè le opportunità ci sono, anche molta formazione in effetti come veniva detto, diceva il direttore, c'è molta formazione che noi anche utilizzando come agenzie per il lavoro il nostro fondo, il Formatempo, noi mettiamo in campo tantissime ore di formazione, quindi le opportunità ci sono. Certo che se uno però sta a casa aspettando che qualcuno gli bussa per dire ti do il lavoro, forse è un pochino più difficile. Chiaro. Lei direttore cosa si sente di consigliare inglobando anche le aziende, perché penso che anche le aziende abbiano un ruolo importante per l'incontro domanda-offerta, forse anche loro non bussano alle porte giuste. Allora alle persone dico che il lavoro non lo porta nessuno, si è sempre scelti, è difficile che uno venga a portarti la lettera di assunzione, devi essere scelto da qualcuno per entrare nel mondo del lavoro, quindi è un lavoro che va fatto in questa direzione. Alle imprese dico che bisogna avere cura del capitale umano che si va cercando, la stessa cura con cui le imprese che hanno le imprese pensando ai semilavorati, alle attività di produzione e così via, la stessa cura è necessario porla con le risorse umane. Quindi programmarsi nel tempo, avere presente quali sono le figure professionali, cercarle. Io suggerisco sempre che a un'azienda dalla media dimensione in su è importante che abbia la propria scuola di formazione, la propria academy, e cioè un posto
stabile dove si lavora sulle risorse umane presenti e future. Presidiare questo è diventato non più un'opportunità ma un obbligo, non farlo significa perdere dei pezzi. Grazie, grazie direttore, veramente gentilissimo. Bella questa battuta di chiusura, aver cura del capitale umano, è importantissimo Presidente. Sì, qui possiamo anche accennare al discorso del welfare anche aziendale, quindi far star bene i dipendenti in azienda, dargli elasticità, flessibilità, amarli, i dipendenti bisogna amarli, cioè i dipendenti sono fondamentali, senza le persone qualsiasi azienda viene meno. Questo è un concetto che tutte le aziende devono veramente appropriarsi. È una cultura che deve crescere, che c'è in alcuni imprenditori, c'è anche nel nostro paese, ma non è così diffusa. Sì, però io vedo che comunque si va in questa direzione, altrimenti c'è il turnover nelle aziende. Quando uno ti offre qualcosa in più e via, le aziende devono avere dei valori, devono avere quel valore aggiunto. Io dico sempre che quando che le regole cambiano, cioè un lavoratore va a lavorare in un'azienda, ci sono delle regole, l'orario di un certo tipo, la metodologia di lavoro di un certo tipo, un'altra azienda se cambia è un'altra maniera, ma i valori, quella dell'importanza della condivisione, l'importanza di avere una visione insieme ai lavoratori, impresa e lavoratore, essere lungimirante, farli sentire parte del progetto, aumenta la motivazione. Quindi è fondamentale la risorsa umana, comunque il welfare aziendale in questa fase qui comunque aiuta le imprese per coloro che riescono a metterlo in atto, quindi orientando le prestazioni, gratificandoli quindi in quattrini piuttosto che in servizi, quindi è una cosa che ultimamente vedo di cui se ne sta parlando parecchio. Assolutamente. E allora io direi di chiudere questo capitolo, anche se voglio dedicare, ma dato il là, ma già in previsione, proprio una puntata al welfare aziendale, perché è doveroso farlo e forse anche la porta per aprire tante realtà a un modo di approcciare diverso. Siamo passati dallo smart working, al lavoro a distanza, le persone hanno scoperto tra l'altro che ci sono dei tempi del riposo che hanno un valore tanto quanto i tempi del lavoro e che la vita ha assunto una dimensione diversa. Concorda, direttore? Sicuro, l'esigenza del welfare nasce almeno da due elementi: dalla difficoltà di poter conquistarsi una pensione come l'avevano i nostri genitori, e quindi la necessità di avere una pensione integrativa, e dall'altra di poter avere delle condizioni di vita lavorativa e quindi anche di servizi che permettano di vivere meglio, di avere quindi un ambiente migliore nelle aziende. Grazie. Allora chiudiamo questo capitolo, grazie a Luigi Sposato di essere stato qui con noi, Presidente dell'Interim e Assessore, grazie anche a Tiziano Barone che è stato collegato qui con noi, Direttore di Veneto Lavoro, speriamo presto di averla anche in carne e ossa qui con noi in studio. A voi telespettatori lascio alla pubblicità, la nostra trasmissione continua e quindi ci vediamo tra poco.